dove il legno ancora vive. A Farra di Soligo, dove andiamo a conoscere l'azienda Mantese Legnami, specializzata nella lavorazione e messa in opera di tetti in legno, porticati e pompeiane. Siamo un'azienda che è partita 3 generazioni fa con nostro nonno. I genitori e i miei e del mio socio hanno portato avanti l'attività, sviluppando l'attività di segheria, e poi negli ultimi anni, partendo dagli anni 80, hanno sviluppato fortemente l'attività della carpenteria e della costruzione dei tetti, attività che attualmente è quella che ci impegna al 100% appunto, nel nostro lavoro, nella nostra produzione. Facciamo tetti in legno, commercializziamo legname per l'edilizia e una piccola parte di materiale per la falegnameria e per la lobbistica. Così. Comunque la centralità del lavoro è sulla costruzione di strutture in carpenteria di legno. Quali sono le essenze che lavorate? Ma principalmente l'abete per la carpenteria, una discreta quantità di larice, ci forniamo anche di legname e di castagno per appunto fare costruzione e fare carpenteria, ma il 95% del lavoro è concentrato sull'abete. Cerchiamo anche di avere un occhio di riguardo verso la filiera corta dell'abete in maniera di procurarci materiale di provenienza il più possibile regionale o comunque di aree molto ristrette rispetto alla nostra. Avete risentito della crisi dell'edilizia? Sicuramente, come un po' tutti, abbiamo risentito della crisi. Fortunatamente abbiamo un bacino di clientela storicizzata come imprese, soprattutto di piccole entità, che hanno avuto fiducia in noi e ci hanno sempre dato da lavorare anche nel periodo, diciamo, della crisi. Può ritrovare energia e redditività la filiera del legno? Sicuramente negli ultimi tempi si vede un maggiore interesse verso la materia legno come materia naturale nell'arredamento, nelle finiture, e si vede che il cliente finale accetta molto di più il legno per quel che è come materiale, con i propri pregi e i propri difetti. Infatti vediamo tutto questo arredamento con il legno non più di primissima qualità, ma di una qualità naturale, diciamo rustica, e questa mentalità porta sicuramente a un utilizzo maggiore di materiale, a sviluppare nuove idee e probabilmente, con la fantasia che ci troviamo qua nella zona per quanto riguarda la lavorazione del legno, porterà sicuramente dei vantaggi. Dopo la tempesta Vai e la quantità enorme di piante a terra, è cambiato qualcosa? In linea di massima no. Nel senso, abbiamo trovato più disponibilità di materia prima, abbiamo trovato tempi più brevi per certi tipi di approvvigionamenti, sicuramente nel mercato del tronco, nel mercato base, diciamo, c'è stato un po' di vantaggio per certe tipologie di materiale. Adesso si sta facendo ancora la selezione delle materie in base alla qualità, e quello sicuramente darà una maggiore remuneratività a chi può sfruttarle bene, insomma, chi può gestirle con oculatezza.